Amici bellini, buonasera, buonanotte, diciamo, aspettando nuove notizie, nuovi nomi. Sono uscite un po' di conferme su certe cessioni con la I in mezzo, però possiamo approfittarne, visto che non c'è altro, per fare un recap di tutte le squadre. È un contenuto che vorrei vedere e non lo trovo bene. Cominciamo. Perché ci sono i vari siti, no? Calciomercato.com, ma sono una serie di articoli uno dietro l'altro. Invece io vorrei la lista. La fa il Sky, però è un po' incompleta. Luca Ugiro, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. I nuovi iscritti sappiano che i commenti sotto ai video sono un ulteriore approfondimento del video, perché io mi faccio aiutare dalla mia community. Quindi se avete delle notizie in più possiamo metterle tutte insieme, lasciate i like, è un team effort, diciamo, è una cosa di insieme, un lavoro di insieme. Ci spostiamo tranquillamente, poi approfondiamo anche qualcosa sul Napoli, però ci troviamo facendo è bene così. Mercato, il mondiale per club, l'Inter che sta per dare Juventus, Ildiz, è il momento dell'esplosione, ma ci arriviamo con calma. Allora, Atalanta per esempio, già non c'è una cosa che invece ho cercato sul sito della Gazzetta dello Sport, portava acquisto Posch, mentre qua io l'ho cercata questa notizia perché l'avevo letta. Niente riscatto per Posch, che un buon per me era un buon terzino, è un terzino che segnava pure, e col Bologna tutto a posto. Fa ritorno al Bologna, ma non è che uno può andare a pescare tutta la squadra del Bologna, mi sembrerebbe assurdo. Però non resta l'Atalanta. Si parlava di un riscatto di 8 milioni, secondo me è un'occasione per qualcuno, ma insomma gli acquisti sono la conferma di Samarcic, la conferma di Brescianini, la conferma di Kossounou, cessione di Toloi, di Rui Patricio e di Musso, e queste sono le cose. Non ci dicono nemmeno trattative. Non si sa molto dell'Atalanta. Ovviamente hanno scelto la continuità tecnica, diciamo, di un modulo e di un modo di giocare che bene o male Juric dovrebbe bissare quello che aveva fatto Gasperini finora, però con tutta un'altra credibilità, sia chiaro, perché Gasperini se l'era guadagnato con gli anni sul campo. Juric invece viene da una stagione disastrosa per lui, molto male con la Roma, li stava facendo sprofondare in zona retrocessione, in Inghilterra ancora peggio, insomma una vittoria in Inghilterra, male. Quindi vabbè, però se togli questa stagione appena passata, Juric aveva un senso logico per essere il post Gasperini, a meno che tu non fai una decisione completamente diversa, dici ok, da Gasperini cambiamo completamente, mi vado a prendere un De Zerbi, un Sarri. No, hanno deciso per la continuità. Vediamo se si sono fatti fuori da soli oppure no. Il Bologna acquisti Casale dalla Lazio, questa è un'altra conferma. Molti di questi acquisti sono semplicemente Mais parle aussi français. Ouais, je me débrouille. Moi plus que un. De Bruyne, tu te débrouilles. il pagamento finale, perché sono tutti prestiti con diritto o con obbligo e si completano. Cessioni non ne vediamo, ma sappiamo insomma il Napoli è interessato a Ndoye, a Beuke, ma ci dicono sempre le stesse cose, cioè che chiedono per Ndoye 40 milioni e il Napoli è disposto ad arrivare tipo a 30 per Beuke, ma 35 la richiesta, il Napoli sta tra i 25 e i 30, insomma c'è un po' di distanza, ma queste sono le cose che sappiamo. Trattative: Vega, Izzes, Dzeko, ma Dzeko lo devi togliere, perché Dzeko, per questo avevo vado in freva, dico Sky un po' più sul pezzo, Dzeko è andato alla Fiorentina, quindi lo dovete togliere questa cosa qua, e voi mi aiutate nei commenti, perché magari qualcosa a me è sfuggito ma è già diventato non più ufficiale.
Ghilardi, se ne parlava anche in orbita Napoli per Ghilardi, nell'ambito anche della nazionale Under 21, che se non sbaglio è in campo in questo momento. Altra parentesi, io mi trovo, è come stare al bar con voi. E il Real Madrid al 7° minuto un'espulsione diretta, sta giocando contro il Pachuca e non so che cosa sta succedendo, mentre la Juve molto bene. Sì, dovrebbe sta giocando l'Italia, pure a Sabadoria, c'è quell'altro spareggio scandalo. Italia Under 21 contro Germania Under 21, Ghilardi, esatto, non mi volevo togliere questo sfizio, e Diogo Leite, che non ho proprio idea. Gaetano Cagliari, ci parlano anche ovviamente di Caprile, si parla di per Caprile 8 milioni per il riscatto, Gaetano pure penso sia tra i 6 e gli 8 milioni. Cessioni Hatzadiakos al Copenaghen, non ne ho idea. Questa è la situazione del Cagliari. Il Como, sapevamo di Baturina dalla Dinamo Zagabria, un prospetto di cui si dice un gran bene. Alex Vaglie che viene confermato e Van der Brempt dal Salisburgo. Il Como, ovviamente, lo sappiamo tutti, è la squadra con più liquidità proprio nel mondo, quasi. Sono veramente il proprietario, è uno di quelli che può spendere quello che vuole. Ovviamente fanno degli acquisti però mirati, avevano avuto un'idea iniziale di figurine con Varane eccetera eccetera, non gli è andata bene, quindi adesso fanno acquisti dove possono spendere quello che vogliono, ma li fanno mirati per quella che è il cosiddetto progetto di Fabregas, che ricordiamo nell'orbita dell'Inter, che poi non riesce a strapparlo. Il proprietario del Como dice no, gli abbiamo detto che non possono parlare e non parlano, è nostro, e così. Sappiamo che Fabregas è anche all'interno della società Como insieme ad Henry, e quindi una società sicuramente ambiziosa, che vediamo se si potrà infilare in quella situazione delle piccole che però diventano grandi e si stabiliscono, insomma, fluttuare. La salvezza è tranquilla, si immagina tranquilla, e qualche aspirazione di Europa di anno in anno a seconda di come va, e così ti lasci dietro squadre come il Torino, ti lasci dietro altre squadre abbastanza, il Genoa, squadre comunque importanti, ma se tu fai meglio ti imponi. Trattative Jeremai, pare che questa qua pure la possiamo depennare, perché parrebbe che ha rinnovato con il Deportivo La Corugna. Jeremai se n'era parlato anche per il Napoli. E Zalzuli non ho idea. Jesus Rodriguez, anche di questo si è parlato per il Napoli. Qualsiasi nome, il Napoli c'è sempre. Richelme dall'Atletico Madrid, Brabbey e El Zalzuli 2 volte. Signore Sky, ma vi volete svegliare un pochino con questo sito? Cessioni, niente. Cremonese nulla proprio. Sulla Cremonese avevo solamente sentito Nicola come allenatore. Dobbiamo capire se questa cosa è andata in porto, se va in porto. Fiorentina, Fagiuoli la conferma e Gosens la conferma, e sappiamo di Dzeko, e poi vediamo cessioni. Caiode è stato completamente andato perché era un prestito col diritto. Nico Gonzalez alla Juve confermato, e Biraghi Torino. Trattative Dzeko adesso la possiamo confermare, questa qua di. Per quanto riguarda il Genoa non conosco niente. La cessione di Badeli, sì, questa sì. Tojan, Sassuolo e Stanciu non li conosco, mi date voi una mano. E per quanto riguarda una delle sorelle, che è l'Inter, sorellastra, sempre sorellastra, Susic lo sappiamo e Luis Enrique lo sappiamo. Luis Enrique che dovrebbe rappresentare quella pedina che ti può dare degli spunti anche di 1 contro 1, non per forza inquadrato tatticamente come era l'Inter, insomma, che non ha dribblatori. Quando c'hai la partita bloccata, hanno individuato in Luis Enrique questo tipo di giocatore qua. È un esterno che gioca col destro. Nell'Inter adesso lo stanno provando a tutta fascia, diciamo come alla Dumfries, però nella sua carriera ha giocato anche a sinistra, rientrando col piede invertito, forse non benissimo in queste uscite. L'inizio aveva fatto bene, l'ultima partita hanno rischiato veramente grosso di sbattere contro i giapponesi, e poi l'hanno risolta alla fine con Valentin Carboni. Però
questo Luis Enrique va capito se avrà un impatto. Sucic non parte in questo momento tra i titolari, non so se sta in forma o se deve entrare in forma, sta giocando più Aslani in assenza di un Çalhanoğlu acciaccato. Le trattative le sappiamo, cessione Correa la sappiamo, Bonni, il solito discorso su Bonni, col Napoli che guarda, chissà se riesce a intervenire. Højlund, perché sempre anche lì, se il Napoli non fa Nunez, Conte virgola Manna, virgola De Laurenti, sempre tutti e tre insieme perché sennò si prendono collera, guardano anche al Manchester United per la punta, e Mosquera dal Valencia. Dopodiché la Juventus, che in questo momento porta tutte delle conferme dall'anno scorso: Kalulu, Kelly, Di Gregorio, Nico Gonzalez, Rugani fine prestito e Kostic fine prestito che ritorna, Nicolussi Caviglia va, Fagioli va, e poi abbiamo queste trattative interessanti che sono Ederson dall'Atalanta, grande prospetto, bisogna vedere se l'Atalanta riesce a trattenere i gioielli senza Gasperini, non solo Ederson ma c'è anche Lookman che ovviamente uno se lo guarda, lo stesso Retegui, vedremo. Osimhen Napoli, e qua abbiamo sentito le ultime illazioni, o meglio le ultime fantasie di qualcuno che non so nemmeno quanto sia affidabile, ma che dice no, la Juventus vuole fare di tutto, pronti sul piatto 45 milioni, ma non significa fare di tutto se sul piatto metti praticamente la metà della clausola che chiede il Napoli. La clausola sappiamo che vale solo per l'estero, quindi in Italia devi andare a trattare, puoi mai trattare per la metà di quello che chiede, che voleva il Napoli, però sì, io mi rendo conto che noi dobbiamo togliercelo perché con noi non gioca, e lo so che ogni tanto qualcuno, ma non si può fare qualcosa, e no, perché lui ha detto che la sua avventura a Napoli è chiusa e non c'è niente da fare, costa troppo a livello annuale come stipendio, quindi non c'è possibilità, bisogna toglierselo da mezzo. Vi ripeto la mia posizione, lo dico per i nuovi iscritti: per me se te ne danno anche 40, 35, è tutta plusvalenza che hai già fatto perché hai ammortizzato negli anni all'estero, però io prendo e mi libero di un ingaggio e posso affondare sugli altri acquisti. In Italia no, in Italia me lo devi pagare 4 volte tanto perché me lo ritrovo contro, e sappiamo che è un giocatore che mentalmente è un po' problematico, che a livello social che crea sempre dei problemi con le sue uscite, con il suo carattere, però sappiamo che è forte e che in Italia fa la differenza, quindi in Italia non lo voglio vedere più da nessuna parte, e spero all'estero insomma te ne liberi, e vediamo se l'Al-Hilal vorrà continuare a fare offerte, se il Galatasaray vorrà continuare a fare offerte. Per quanto riguarda Osimhen, Leoni del Parma, se ne parla per la Juve ma se ne è parlato anche per l'Inter e per il Milan, insomma questo è il nuovo prospetto, il nuovo gioiellino della difesa che ha scavalcato i vari Comuzzo, lo stesso Marianucci, perché se l'è preso il Napoli, quindi Marianucci non è più un grande prospetto. Leoni invece viene pompato come il nuovo grande difensore italiano giovane, e vediamo, lui vorrebbe proprio, ci fanno sapere, io ascolto e riporto che vorrebbe giocare con continuità. Se vai ad un Inter, se vai ad un Milan, non lo so quanto vai a giocare, quindi potrebbe rimanere un anno al Parma, magari uno potrebbe opzionarlo e lasciarlo poi giocare, questa è una ipotesi per le tre sorellastre. David da svincolato, il famoso Jonathan David, il Napoli era forte su di lui, poi abbiamo mollato probabilmente dopo aver individuato altri profili. Gutierrez, anche questo se ne è parlato per il Napoli. Balerdi, quale Balerdi? Balerdi non conosco. Tonali, Newcastle, niente di meno. Vabbè, e Frattesi dell'Inter, anche questo qua se ne parla spesso per il Napoli. La Lazio, la conferma di Nuno Tavares, di Dele Bashiru, cessione di Casale al Bologna, Marcos Antonio al Sao Paulo, e poi trattative per Brown del Gent e Loftus-Cheek del Milan, perché pare che insomma Sarri adori Loftus-Cheek, lo voleva in tutte le squadre che poi ha allenato. Lecce non se ne parla proprio. Per quanto riguarda il Milan, acquisti
Qua ci possiamo mettere un tra parentesi Modric, che pare praticamente fatta, devono solo aspettare la fine del mondiale per club, perché Modric sta attualmente giocando ancora con il Real Madrid. Cessioni di Kalulu, di Pellegrino e di Reinders, questa è la cessione che porta soldi freschi nelle casse del Milan di Allegri. Tra queste cessioni dobbiamo metterci anche la possibilità di un Theo Hernandez, che pare abbia riaperto alla possibilità dell'Arabia Saudita, sempre con la Hilal, che ha bisogno di un terzino sinistro. Ecco perché i tifosi dell'Inter parlano: ma perché non ti piglia Di Marco? C'è un periodo in cui i tifosi dell'Inter hanno un rigetto per alcuni giocatori che forse sono a fine ciclo, e ho letto in giro, dice: ma Simone Inzaghi perché non si viene a prendere Di Marco, che non lo sopportiamo più? E quindi vedete che poi tutti i tifosi sono paese, tutto il mondo è paese e ognuno ha delle fissazioni sue. E Theo Hernandez verso la Hilal da Simone Inzaghi, che è passato da là ed è passata alla difesa a 4, perché ho visto la partita, la difesa a 4, è inutile che dite no ma a 3, no, ha giocato a 4, così come invece Chivu sta mantenendo un impianto a 3 all'inizio, perché si dice non è questo il momento di sperimentare, non c'è il tempo di sperimentare le cose nuove, dobbiamo finire quella che è la stagione senza fare grandi stravolgimenti e poi si lavorerà sulle cose nuove. Questo, prendete sempre un Chivu per il mal di testa, la cura Tudor, una pasticca di Tudor al giorno e sistemate, perché la Juve sta andando abbastanza bene, l'Inter vediamo se si riprende. Trattative per il Milan, si parla di Cambiaso, ma Cambiaso secondo me ha una valutazione altissima, io non so quanto il Milan possa spendere. Modric lo sappiamo, Retegui perché cercano una punta, Xhaka, questo è uno dei nomi che i vari Moretto, lo stesso Pedulla hanno fatto con più insistenza per il Milan. Sembra quasi che sai, poco. Allora, Perry, Zinchenko, bello Zinchenko me lo andrei a pigliare domani, io. Ha proprio l'esperienza, lo metti là, ti può giocare a centrocampo, ti può giocare sulla fascia, c'ha una personalità Zinchenko pazzesco. Aviguerra, questo si faceva per il Napoli qualche tempo fa, e Yashari, di cui si dice un gran bene, anche su Yashari si dice un gran bene. Napoli, le sappiamo tutte le cose, Marianucci e De Bruyne sono già a casa nostra, Nathan è andato, Gaetano è andato, si sta parlando in uscita anche di Lindstrom da appioppare a qualcuno, insomma da appioppare all'Udinese, per Lucca, da appioppare magari al Bologna per risparmiare su Ndoye, vediamo se troviamo, dobbiamo piazzare Caiuste, dobbiamo piazzarne parecchi. Trattative, Gatti, levatelo da me, per favore, no, Gatti non ce la faccio, Beugema invece sì, mi piacerebbe. Scalvini, se ne parla sempre, se ne parlerà forse per sempre. Scalvini, giovanissimo, da quando aveva 17, 18, 19 anni, Scalvini, il futuro è Scalvini, e vediamo, se ne parla sempre ma non succede mai. Sicuramente è uno di quelli che, avendo esordito giovanissimo, ha la possibilità di crescere, il potenziale, però vediamo. Poi c'è sempre Frattesi, c'è lì dal Paris Saint-Germain, sta lì Bonni, Paixão, che abbiamo visto e ci aveva impressionato, così come Noah Lang, così come Musa, tutto bloccato per quanto riguarda Musa. Oggi abbiamo letto anche che forse anche Lucca è stato congelato. Juanlu Sanchez per come vice di Lorenzo, anche lì si parla di una richiesta di 15-18, il Napoli che ne offre di 10-12, quindi c'è una distanza. Lucca, l'abbiamo detto. Pubil, come lo direi io, è l'alternativa a Sanchez, Jesus Rodriguez e Nusa, forse il mio preferito tra tutti quelli che se ne parla. Non c'è Sancho, ma sappiamo che c'è nei nostri cuori. Parma, Pellegrino, Ordonez, non se ne parla di altro. Al Pisa, Vural, Usardi, dobbiamo cominciare a studiarli questi nomi che magari sono meno conosciuti, anche perché tra un po' comincia il fantascarso e dobbiamo allenarci per il fantascarso. La Roma, anche lì forse qualche problema ancora di fair play finanziario da rispettare.
Lefebvre torna al Sunderland, come ci va a Ghisolfi, quindi la Roma molla Ghisolfi, si lasciano e prende Massara, e quindi bisognerà capire se riusciranno a fare una squadra più gasperiniana. Vediamo se a Gasperini va bene la punta pesante come Dobbik, oppure se ha bisogno di qualcos'altro. Servono forse degli esterni che vanno un po' più fisici per la Roma. La conferma di Koné ci sta tutta, e vediamo trattative per Sargent, per Voltemade e le Zaluli, torna e Zalzuli, vabbè. Il Sassuolo, Muaremovic, Juventus Next Gen, Obian cessione, 6 De Rosenborg, poca roba anche il Torino. Pedersen Pedersen e Biraghi confermati. Foloruscio, trattativa Foloruscio, ci fanno sapere anche lì che Conte probabilmente non rientra nei piani di Conte. Anche Foloruscio è da piazzare. Vega e Brown, ritorna il nome di Brown. Per l'Udinese la vediamo la cessione di Samacic. Per il Verona Castanos, Niasse, Bernede e la cessione di Coppola. Coppola è andato al Brighton, questo è vero, questa era una delle cose che mi stava struggente, insomma. Questo è ad oggi. Ho cercato di fare tutto, non è facile, però ho cercato. Lasciate un like così mi riprendo, e se c'è qualcos'altro che mi è sfuggito voi me lo fate sapere nei commenti. Vediamo se ci sono delle novità. Io attacco il cavo, mi sposto con un Ambrabam. Vediamo Gianluca Gaetano, giocatore del Cagliari definitivamente, anche se ha deciso di restare. La permanenza di Antonio Conte, vediamo se questo vuol dire che resta mentalizzato e va benissimo. Ngonghe Torino, questa è un'altra possibilità. Il Liverpool valuta Chiesa, sta spingendo molto Pedulla su Chiesa. Io resto un po' dubbioso sulle sue condizioni fisiche, e sarebbe da recuperare. Domani un nuovo incontro per Meret, quando poi di Milinkovic Savic non se ne è parlato più. Ancora Ndoye, Benquema, Wanlu, Lindstrom, come vi dicevo, per arrivare a Ndoye. Ci siamo. Manna sta portando avanti 7 trattative contemporaneamente, qualcuna dovrà andare in porto, ma noi sappiamo che dobbiamo anche cedere, quindi vediamo. Per quanto riguarda l'attacco, piacciono sia, dice di Simbesti Sicco, Nicolas Jackson, vabbè, 70 milioni di euro, Nunez, non esageriamo. Che sta succedendo qua? La Salernitana, ho capito. No, questo è il gruppo Telegram. Restano cose privatissime. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Vado a vedermi qualche finale di partita, che magari voi insomma vi fate sapere. Se avete anche delle richieste di video, fatemi sapere che io vi accontento.